L'ex area Zanussi è un tema che è rimasto ancora aperto. Secondo lei quali sono i progetti sostenibili da realizzare per il rilancio di questa zona? Allora, l'area Zanussi è, come dicevo, una delle 20 aree o luoghi industriali che erano dismessi. Lì è partito un piano, un Piruea, come dalle altre parti si è completato, lì è rimasto parzialmente completato. La parte nord, che adesso è all'asta, secondo me deve avere come protagonista il pubblico. Io non escluderei per esempio un'acquisizione proprio da parte pubblica che poi ne possa fare da regia vera, perché se viene aggiudicata comunque a un privato rimane pur sempre un elemento dove la civica amministrazione svolge un ruolo, una funzione indubbiamente diciamo così, di controparte. Se invece ne è protagonista credo avrebbe più possibilità di fare una scelta che è nell'interesse della comunità. Assolutamente sì, l'ex area Zanussi è stato grande vulnus nella nostra città, cioè ha incarnato quella zona grigia nella quale tutti ci stiamo sbizzarrendo con una serie di idee che devono essere da un lato idee pragmatiche, dall'altro idee ambiziose che guardano al futuro della città per i prossimi 20-30 anni, perché da qua si snodano quelle che sono le grandi sfide per Conegliano. Sicuramente l'area Zanussi, ripeto, oggi è un'opportunità più che un problema, perché abbiamo un'area in pieno centro di dimensioni tali da poter cambiare l'aspetto della città. Sicuramente il verde deve trovare, ma questo lo sappiamo tutti, lo diciamo tutti, ne siamo ben consci oggi con una sensibilità che è diversa da quella del passato, deve trovare una grande collocazione in città. E poi devo dire che oggi vedo che si stanno susseguendo le aste, dobbiamo capire in che direzione andare invece da un punto di vista pragmatico per capire come poi il Comune possa incidere direttamente su queste aree. È uno dei temi che i nostri tavoli di lavoro hanno oggi all'ordine del giorno. Noi abbiamo 7 tavoli di lavoro aperti oggi, uno sta proprio ragionando sull'area Zanussi. È una grande sfida, io spero che in campagna elettorale si possa parlare finalmente di temi per la città, perché vedo troppo spesso che rischiamo di incanalarci in direzioni sbagliate, che sono quelle nelle quali ci piace parlare sempre di nomi, no? Invece che di nomi dobbiamo cominciare a parlare di programmi, dobbiamo essere ambiziosi per Conegliano. Abbiamo risolto in questi 3 anni e mezzo alcuni problemi particolari come potevano essere la Colombo Est o altri problemi che riguardavano il comando dei vigili o altre situazioni. Ci resta il nodo dei nodi, cioè resta veramente da affrontare il tema dell'area Zanussi, che può essere affrontato solo quando finiranno le aste, per cui adesso siamo in un periodo delicato per quanto riguarda la curatela fallimentare e il procedimento, ma noi abbiamo sempre attenzionato e stiamo attenzionando quest'area. Ripeto, spero che la campagna elettorale si giochi in gran parte anche sulla Conegliano del futuro, che non può che avere le basi all'interno dell'area Zanussi e del suo sviluppo. Intanto io credo che sia il caso di ragionare per un utilizzo anche temporaneo di quello che c'è. Ci sono poi delle cose che vanno assolutamente fatte. La città, i cittadini chiedono un grande parco in quell'area e dobbiamo metterci d'impegno per realizzarlo, perché questa è una grande necessità. Servono anche dei parcheggi per risolvere il tema dell'accessibilità alla città, e poi credo che l'idea di fondo debba essere questa. Quello è era un luogo del lavoro, era il luogo in cui era insediata una grande azienda che dava lavoro a migliaia di persone. E io credo che il rilancio di quell'area passi anche attraverso il pensare ai nuovi lavori che possono insediarsi adesso in quell'area. Dei lavori che non richiedono più probabilmente dei grandi capannoni, e questo è un bene perché liberiamo dello spazio per le altre cose che vogliamo fare in quell'area, che è comunque molto grande. Ma è evidente, qualcuno ha posto il tema anche delle risorse per fare tutto ciò. È un tema da cui non si può prescindere, e quindi pensando ai nuovi lavori che si affacciano adesso nei prossimi anni, soprattutto dopo questa crisi epocale che nessuno di noi ha mai vissuto, credo che sia una grande opportunità se riusciamo a pensare tutti insieme a quelle idee innovative che dicevo prima. Sono fiducioso, l'importante è che si esca, insomma, da questo pantano in cui siamo finiti,
e si esce soltanto ponendo tra i nostri obiettivi prioritari proprio quell'area come un momento di grande rilancio per la città.